Ciao amici di Archeosarrabus, siamo tornati con Marco in giro per una nuova avventura. Oggi andiamo a visitare un nuraghe che si chiama Tersilia ed è in località Costa Rei a Muravera. Siamo ancora in territorio di Muravera, un nuraghe che praticamente è a ridosso della spiaggia del mare, di questo meraviglioso mare. Tra l'altro già Costa Rei è piena di turisti, quindi sarebbe un sito che potrebbe essere anche interessante renderlo visitabile. Tutto attorno nella collina in cui sorge il nuraghe ci sono i resti anche di un insediamento di età punica e poi che poi riporta anche al romano di Sadome e Sorcu, ma basta con le chiacchiere, andiamo a vedere questo meraviglioso posto. Intanto prendiamo questa stradina. Allora, come potete vedere la strada è anche abbastanza agevole, molto pulita, cioè qui siamo arrivati, il nuraghe è praticamente su questa collinetta qua, è diviso, praticamente è formato da due strutture separate che sono comunque probabilmente funzionali dallo stesso insediamento, cioè ovviamente, e una ci riserverà una sorpresa che adesso non vi svelo, ma che sono sicuro che vi farà incazzare. Sì, siamo già arrivati, ragazzi, siamo nel posto. Infatti, già, questi però, guardate qua, sono tipo grumi di argilla. Magari c'era un forno. Guarda qua, Marco, guarda. Non dire parolacce, Marco. Devo fare a gara con Federico. No, però questo è esagerato, cavolo, guarda, oh. C'era un forno qua, no, chissà. In questo momento Martino sta documentando con delle fotografie Che manderemo agli organi competenti. a chi è di dovere in pratica. Allora, stiamo oltrepassando dei muri che sicuramente possono essere databili in diversi periodi. Poi ragazzi, la documentazione sul vasellame non finisce più. Qua è pieno, sarà pieno. Opla. Guarda cosa ho trovato. Che bellissime. Allora, intanto vabbè, siamo già sul sito, ormai questo è chiaro. Già da qua, come potete vedere, si vedono già resti di muri. Qua ci sono crolli, un sacco di cocci, quindi un fungo. Quindi siamo arrivati, praticamente a 2 passi dalla strada. Quelli non sono sicuramente i muri di recinzione. Con cussa merda. Una cosa che mi aveva incuriosito anche l'altra volta che sono venuto è questi ambienti quadrati, rettangolari che ci sono lungo il muro, no? Guarda questo qua, piccolino. No, ce ne sono anche più in là. Vedi? Capito, ci sta questo. Cioè, anche perché sono, ripeto, molto piccoli, quindi qui c'è bisogno del parere di un esperto. Poi, allora, calmi, vi prego di non lasciarvi andare a reazioni scomposte, perché qua abbiamo, diciamo, un nuovo e diverso modo di valorizzare il sito archeologico. Quindi una parte di questo nuraghe è stato, diciamo, voglio dire, c'è stato un apporto fondamentale artistico dell'uomo. Vabbè, basta dire cazzate, venite a vederlo. Io quando l'ho visto mi si è crepato il cuore. Qualche buon tempone, qualche cretino ha ben pensato di, vedete, questa porzione di muro di colorarla a bomboletta spray. Con le frecce, sì. Questo, con questi massi così grandi, probabilmente, ripeto, è una delle, diciamo, una parte di tutta poi l'insediamento. Ok, vi sa che fa su cori?
Guardate qua ancora l'arenaria di Santa Giusta. Qua adesso troviamo un punto in alto, mi piacerebbe anche far vedere il panorama che si gode. Guarda anche questo, guarda. Izzica. Che storia incredibile. Un altro angolo, che poi questo muro veramente bisognerebbe capire di che periodo è. Perché allora qui, praticamente qui sotto è censita la fortezza punica del Bacco di Montenai, giusto? E tra l'altro molto probabilmente c'era anche un porto qua nella foce, c'è uno stagnetto, magari adesso salendo più su riusciamo a vederlo meglio. Guarda. Ancora grumi di argilla. Eccoci Tersiglia. Passamela. Facciamo vedere quanto è grande, quanto sono grandi questi massi. Guarda un po'. Ci manca sempre quello per fare una stima della misurazione. Possiamo riconoscere sicuramente due torri. Questa fatta con questi massi giganteschi, poi magari facciamo una bella panoramica che è molto probabilmente la torre centrale, e già qua a nord, verso direzione nord, si intravede ciò che avanza di un'altra torre, di un altro ambiente circolare. La fitta vegetazione ci impedisce di fare, diciamo, un'analisi un po' più dettagliata, però ecco, queste sono molto evidenti. Tra l'altro da questo lato, quindi guardando verso il sud, come potete vedere, la porzione di muro che è rimasta fuori è molto più grande, sono 7-8 filari, ma la cosa che colpisce sono i massi giganteschi con cui è realizzato, perché, cioè, guarda Mark, sono giganteschi, sono enormi. E qua è sempre, la curiosità è sempre quella di capire come ti cacchio hanno arrivato a metterci. Guarda anche lì, un altro. Sembra lo stesso una porzione di muro semicircolare, circolare. Come se questa qua adesso girasse così e poi vedi lì come se ce ne fosse un'altra terra. Lo sai cosa mi ricorda un po', visto così? Porto Pilastro. Sì. Perché sono due torri che si intersecano, vero? Sì, sembrano tre, vedi? Una, due e tre. Sì, ma questo. Perdona. E poi scusa, e poi reperti archeologici, guarda che bello questo qua. L'età della plastica. Guarda qua. Incredibile, amici. Sì, vedi lì, come se fossero sì, tre torri incastrate una dentro, cioè una a fianco all'altra, e poi lì giù, cioè io vorrei capire però guarda lì Marco, cioè è incredibile, io non capisco. Guardate la mia faccia. È allucinante. Forse qualcosa si vedrà, ma questo muro è interessantissimo. Questo sicuramente era un insediamento bello sviluppato. Anche perché, ripeto, se qui c'era l'insenatura, qui è anche ipotizzabile un attracco. Capito? Un Porto Pilastro 2. O se no sarà questo il primo, comunque un Porto Pilastro sì. Sì, meraviglioso. Questo varrebbe la pena dargli un po' di visibilità. Ecco, immaginati che bello Marco, arrivi da lì, entri dentro Costa Rica, questo nuraghe è tutto pulito, illuminato. Questo è un bordo, il bordo di un piatto probabilmente, di una scodella. Bene, dopo, diciamo, questa bellissima giornata ricca di emozioni, Sì. ci rifocilliamo, ci riposiamo un attimo, noi vi salutiamo. Ciao a tutti ragazzi.
Ricordatevi di condividere i nostri contenuti, se ci seguite vuol dire che in un modo o nell'altro siete Però interessati. se capitano così di passaggio sui nostri vari social, mettete mi piace, seguiteci e condividete tutti i nostri contenuti. Grazie, alla prossima. Cin cin. Di acqua. Da Nuraga e Tersilia è tutto. A Sibiglia.